Nell'ambito delle manifestazioni del Festival della Strada degli Scrittori qui ad Agrigento, anche una tavola rotonda dal tema La vita e la morte nel mare dei migranti, che ha visto la proiezione di un reportage delle Iene con la presenza di Gaetano Pecoraro tra gli autori, a seguire gli interventi di Luigi Patronaggio, procuratore della Repubblica di Agrigento, del prefetto Nicola Diomede, di Mario Finocchiaro, questore di Agrigento, di Maria Volpe, ufficiale al merito della Repubblica, di Mariella Guidotti, dell'ufficio Migrantes, diocesi di Agrigento. Ha moderato l'incontro il giornalista del Corriere della Sera, Felice Cavallaro, presidente dell'Associazione Strada degli Scrittori. Stamattina qualcuno diceva, secondo me anche opportunamente, ma chissà Pirandello, che è stato un attentissimo osservatore della realtà del suo tempo e in tutte le sue sfumature, oggi di fronte al fenomeno della immigrazione, della necessità di integrazione, cosa direbbe Pirandello? Ed è stata un po' una suggestione che ha fatto dire poi al nostro Felice Cavallaro: organizziamo un momento di approfondimento tra quelli che sono attori istituzionali in questo momento nella città di Agrigento, che vive questo momento di flusso come una vicenda di natura epocale che non si riduce nei numeri. I dati sono l'anno scorso, rispetto all'anno scorso, allo stesso periodo noi abbiamo avuto sulle nostre coste un incremento del 25%, su dati già importanti, l'anno scorso 181.000 presenze in arrivo. Ecco, tutto questo deve fare in modo che però le realtà territoriali si confrontino sul tema, sapendo che i comuni, e Agrigento è in testa da questo punto di vista in provincia di Agrigento, pagano un costo finanziario che è drammaticamente alto. La Procura di Agrigento è tra le procure più esposte nel fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione. Tuttavia il fenomeno è epocale e i mezzi della normale attività giudiziaria non sono idonei né a fronteggiarlo né verosimilmente neanche a capirlo. Ci sforzeremo in questa sede di dare una spiegazione di tipo culturale, di fare un'analisi che vada al di là del dato giudiziario, che ripeto, l'aspetto giudiziario è l'aspetto più difficoltoso, più difficile per capire questa realtà. Diciamo che altrettanto impegnativo è il lavoro che viene fatto poi dalle forze di polizia una volta che avvengono gli sbarchi, perché dopo questo a volte non si apprezza forse per l'importanza e l'impegno che richiede, perché una volta sbarcati i migranti c'è tutta una serie di attività che vengono svolte dalle forze di polizia, in particolare la Polizia di Stato, che riguarda l'identificazione, che riguarda il fotosegnalamento, che riguarda la collocazione, e qui anche le prefetture hanno il loro compito, gli spostamenti, le vigilanze dei centri di accoglienza, insomma una serie di attività che sono a volte complesse, ma che vengono affrontate anche queste con quello spirito di squadra che ci unisce un po' tutte le istituzioni dello Stato. Si chiama La vita e la morte nel mare dei profughi ed è un servizio che ho fatto l'anno scorso. E poi a seguito delle ultime notizie su ONG e quant'altro, insomma tutte le cose di cui si parla in questi giorni, è ritornato attuale ed è stato rimandato in onda questa stagione. Mi trovavo tra la Grecia e la Turchia e ho avuto la fortuna di poter partecipare e vedere cosa fa la Guardia Costiera. Devo dire che fa un lavoro immenso. Sono stato una notte con loro e la vita e la morte, perché è bastata una notte per vedere in pratica che cosa si fa. Abbiamo tratto in salvo quella notte 40 persone, tra cui una ventina di bambini. Dopo poche ore abbiamo recuperato un corpo di un morto, quindi è stata un'esperienza molto forte.